invece c'è Access Club che potrebbe essere la prima alternativa. Da rivedere anche Enhorabuena, numero 2, allievo di Sarzetto che ha sbagliato al debutto. Degli altri difficile, ma ha tentato anche categorie impegnative. Eva Doctor, Elodie ha sgambato bene, ma direi i favori nettissimi per Ezechiele Lud numero 3. Il Gruccione Mar, Enhorabuena, Ezechiele Lud, Extor Jed, Access Club, Elodie in prima fila, e il Fiore Light, Eva Doctor, Elodie RL, Elettra SLM, Incantada per Epsom dei Greppi in seconda. Macchina che lancia i concorrenti con la velocità iniziale di Ezechiele numero Lud, 7, il Fiore che va Light, a condurre. squalificato. Seconda posizione per Elodie che si sistema subito in schiena al favorito e i primi 200 se ne vanno in 14,8, gli altri molto più indietro capeggiati da Hector Jade, al cui esterno però cerca di avanzare presto Access Club, più indietro c'è Elodie RL, in terza ruota invece Epsom dei Greppi, che poi va direttamente a contatto di Elodie RL, terza posizione per Hector Jade. Intanto i primi 600 metri in 48,3 con frazione addirittura in 17 per il leader Ezechiele Lud, che ha sempre in schiena Elodie. All'esterno la progressione anche di Eva Doctor che va via in terza ruota dopo un numero giro. 11, Encantada Pell, squalificato. Intanto siamo a completamento degli 800 in parziale in 15,7 e il chilometro è coperto in 1,19,1, ha allungato decisamente ora Ezechiele Lud che si trascina Elodie in seconda posizione, mentre Eva Doctor ripiega in terza, gli altri a seguire senza però riuscire ad avvicinare i primi. 400 alla conclusione con Ezechiele in piena spinta ora, un parziale in 14,8 è seguito sempre da Elodie, più indietro c'è Eva Doctor e siamo al completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo con Ezechiele Lud in netta evidenza. Ezechiele Lud nel finale viene a concludere isolato in avanti per la prima vittoria in carriera. Il secondo posto è per Elodie, mentre per il terzo ancora Eva Doctor precede Access Club. 1,17 secco con un bel 59,9 a chiudere per il giro conclusivo. La vittoria anche in questo caso per il favorito, quota davvero risicata per Ezechiele Lud e Edoardo Locisano, ma vittoria mai in discussione. Dopo alcuni buoni piazzamenti conferma la sua buona vena Ezechiele Lud, che vince in percorso di testa con Edoardo Locisano in salchi e al training per conto della scuderia Noma Farm.